Eccoci qua, allora giornata meravigliosa, siamo con Alessandro Torlucci, insomma finalmente abbiamo il patron di questo evento importante. Alessandro, raccontaci un po' com'è oggi, sole splendido ma soprattutto affluenza e come è partita questa edizione. Ma l'edizione è partita veramente con il botto, qualche operatore lo ha già detto, vi ho seguito prima in diretta dall'ufficio, la giornata è fantastica, gente ce n'è veramente tanta, siamo contenti perché noi lavoriamo un anno per portare poi su Verona questo richiamo. Beh, allora sicuramente si vede, diciamo un anno lavorate un anno per l'altro, però lavorate sempre per portare prodotti tipici incredibili, un evento importante. Quest'anno oltretutto, oggi e sicuramente anche domani, lo possiamo già dire, dai, l'hanno detto, ci sarà il sole. Sì, ci sarà il sole, prendo questo secondo per ringraziare comunque tutti i ragazzi che dietro le quinte, quindi lo staff di Confesercenti che comunque si adopera affinché poi noi possiamo vedere tutto quest'ordine, questa bellissima manifestazione, quindi un grazie a tutti loro. Sia ai colleghi ma anche poi tutti quelli che collaborano con noi direttamente e anche alla stampa che in questi giorni comunque ci avvicina perché stiamo veramente lanciando tantissime iniziative ora per ora, come avete visto, dalla lounge, attività per i bambini, quindi tante cose. A tal proposito, giusto una parentesi, ci siamo visti circa un mesetto fa in redazione a Radio Adige, si parlava di novità, una delle novità di quest'anno proprio appena nominata. Di che cosa parliamo? Abbiamo visto un'area particolare in centro. Sì, è quest'area dinamica, questa lounge che riceve massimo 40 persone ogni ora e ogni ora un evento, eventi di show cooking, eventi di masterclass, presentazioni libri, tante attività per i bambini e per le famiglie, quindi un'area per stare insieme. Questa è la novità sicuramente dell'edizione 2024. Alessandro, grazie per essere stato con noi, non ti rubiamo altro tempo, sappiamo che sarà una giornata per 2 o 3 giorni importanti, quindi buon lavoro ma soprattutto buon divertimento e grazie per quello che portate a Verona. Grazie a voi e adesso andiamo però a fare prima un giretto da qualche stand. Alla prossima, ciao, grazie. Oggi eccoci qua, come sta andando la giornata? Buongiorno. Buongiorno, tutto bene, ciao. Come sta andando? Come ieri grande partenza, oggi come sembra? Ieri grande partenza, questa mattina tutto sotto controllo, adesso aspettiamo il pomeriggio e la sera con anche l'ausilio del concerto e quindi ci siamo sicuramente. Allora, però la domanda è questa: cosa ci portate oggi a Verona? Come ovviamente noi vi conosciamo, ma cosa portate oggi di buono a Verona? Dunque noi abbiamo tutto di nostra produzione, quindi il panino con la soppressa fatta in agriturismo con il pane di lievito madre e poi abbiamo il prosciutto stufato e affumicato che abbiniamo al formaggio di malga e la salsa verde, oltre poi ai nostri vini di produzione Bardolino, Chardonnay, Pinot e Merlot. Allora, noi ti ringraziamo davvero, non ci resta che provare per credere. Io ho già provato ma riproverò e fatelo anche voi a casa. Grazie, buona giornata, grazie mille, andiamo avanti, continuiamo questa mattina bellissima, ci vediamo tra un po'. Nel frattempo vi ricordiamo, se vi trovate in zona Verona raggiungeteci in centro città, Fronte Arena, le piazze dei sapori. Oggi è una giornata incredibile, con sole incredibile ma soprattutto un'affluenza importante. Il termometro tocca ormai, ha superato i 26 gradi in questa giornata e siamo appena all'inizio. Abbiamo il piacere di essere in compagnia del vicepresidente Confesercenti, Alex Cabra. Ciao Alex, come stai? Tutto bene, grazie. Direi che oggi il tempo è stato davvero clemente. Con la penata lucida. Finalmente è arrivata l'estate, finalmente è arrivato il caldo e ci sono arrivati tantissimi turisti. Ecco, a tal proposito, allora alle spalle abbiamo l'arena, poi come potete vedere è bello, oggi tantissima gente, però qui veramente un'affluenza incredibile. Almeno in queste prime ore cosa ci puoi dire? Allora, posso dire che siamo partiti sul botto. Per fortuna appunto con questo tempo sono arrivati tantissimi turisti ma soprattutto tantissimi veronesi, quindi siamo partiti davvero molto bene, siamo contenti, speriamo prosegua così anche la settimana e siamo davvero contenti. Alex, ultima cosa proprio veloce, novità di quest'anno, ho visto un'area centrale particolare, inedita, svelaci qualcosa. Esatto, abbiamo una lounge dove all'interno di questa lounge si svolgono diverse manifestazioni, diversi eventi, c'è il calendario sia sui nostri social sia sul nostro sito, ci saranno sia gli chef dell'associazione Cuochi Scaligeri ma tantissimi altri appuntamenti anche da Tucca Bimbi, da diversi produttori che ci sono all'interno degli stand che poi si esibiscono lì e fanno diversi assaggi, ci sono anche show cooking, masterclass, ci saranno anche gli influencer domani da un po' da tutta Italia che proveranno anche loro a impastare, a provare, a assaggiare, faranno un po' di tutto.
prodotto. Quindi questa diciamo che è la grande novità di quest'anno e quindi vi invitiamo assolutamente a provarla. Influencer, tanto tu non ne conosci neanche una. Neanche una, neanche una. Ascolta Alex, l'ultima cosa veloce, Sì. poi chiudiamo. Difficilissima. Cosa non si può non assaggiare alle piatto dei sapori? Ti ho messo in crisi. Questo è difficile e chi la facciamo sbagliato perché a me piace tutto, quindi faccio davvero fatica. La cosa migliore sapete qual è? Provare tutto quello che trovate, ragazzi, perché qua ci sono produttori un po' da tutta Italia e non solo, perché arrivano anche dall'estero, e quindi il miglior consiglio è provare tutto quello che trovate qua alle piazze. Grazie Alex, vicepresidente Confesercenti. Grazie a voi. Complimenti, bravi. Aspetta, vediamo anche se arrivano tutti, perché ci sono tutti, qua c'è un sacco di gente, quindi grazie davvero. Grazie a voi. Buona festa, buone piatte di sapori, ci vediamo alla prossima. Assolutamente, grazie, buona giornata. Grazie mille, e allora visto che l'ha detto lui, poi bisogna provare tutto e quindi andiamo. Ciao, a più tardi. Continua così la giornata, davvero un caldo incredibile oggi sulla nostra città, ormai il termometro sta superando i 30 gradi e per fortuna c'è un flusso incredibile oggi qui alle Piazze dei Sapori, ma andiamo avanti, ormai siamo giunti al termine di questa mattina, il flusso è davvero importante, siamo con gli amici della Toscana, la Toscana c'è, come va? Buongiorno, come va? Cosa portate oggi di buono a Verona? La cosa più buona della Toscana, la chianina, burro di chianina certificato, fresco e non congelato. Quindi la primizia, se ne fa uno, vai. Ne facciamo uno. Attenzione, guardate come arriva, noi intanto seguiamo attentamente, guardate che spettacolo, cioè Anche prodottino, bellissimo, bellissimo. eccoci qua, si mette qui. Cottura media, non provate a chiedere ben cotto perché sennò i toscani si arrabbiano. Con giusta ragione. Sì. Tanto già uno pronto per il signore. Ketchup e mayo? Quindi tanto fa avanti di questo. Uno. È bello perché oggi a Verona ne vediamo di ogni, guardate che spettacolo, guardate la Maio che arriva, la Toscana a Verona in questa giornata pazzesca, sole meraviglioso ma soprattutto prodotti di altissima qualità in questa edizione delle Piazze dei Sapori, guardate che spettacolo. Anche la nonna dell'hamburger, guarda. Vediamo la nonna, attenzione, Lì c'è la nonna. la nonna dell'hamburger, ci piace. Questo ci piace parecchio. Continua questa giornata, oggi è veramente un'affluenza importante in questa edizione delle Piazze dei Sapori dove continuiamo a raccontarvi un sacco di novità ma soprattutto un sacco di prodotti di qualità. Ad esempio ci avviciniamo anche, sentiamo il profumo da molto lontano, si parla di tartufi, il tartufo che ovviamente predomina come sempre su Verona perché abbiamo uno stand, dei prodotti tipici storici che vengono ogni anno qui alle Piazze dei Sapori ma soprattutto noi passiamo e andiamo a trovare anche tutti coloro che sono proprio qui per esporre e raccontare i propri prodotti alla città. Detto questo, ci avviciniamo, chiediamo, siamo tutti in diretta, quindi abbiate pazienza. Come sta andando oggi? Si parla di tartufi, come sta andando oggi la giornata alle piazze? Come sta andando? Michele, tutto bene, come al solito, esatto. Verona ci vuole bene. Allora, abbiamo visto che intanto ormai è diventato un'icona perché lo vediamo dappertutto quando si parla di Piazza dei Sapori, però da dove arrivate e cosa ci portate oggi a Verona? Come sempre arrivo dalle Marche, vi porto le mie specialità, il tartufo, guarda che bello. E anche inizia a essere anche buono, sono i primi tartufi della stagione, i primi tartufi neri. Allora, come oggi l'affluenza e cosa ci aspettiamo in questa edizione? Oggi l'affluenza sembra buona, ci aspettiamo tanta gente ma anche tanto divertimento come al solito. Verona ci vuole bene, ci si diverte sempre a Verona. Giusto con la barba. Beh, La barba, allora- lo riconoscete dappertutto. Assolutamente sì, anche ieri l'abbiamo visto nell'edizione speciale del nostro Daily, ma oggi poi passeremo nuovamente a trovarvi, quindi non ci resta intanto che augurarvi una buona festa dei sapori e soprattutto ci vediamo più tardi. Continuiamo la mattina perché dal tartufo alla cioccolata è un attimo, quindi come potete vedere qua è uno spettacolo, abbiamo un sacco di cioccolata e soprattutto facciamo anche fatica ad affacciarci a queste vetrine meravigliose perché anche gli espositori sono ripieni
pieni di gente, quindi anche oggi giornata importante alle piazze dei sapori, dicevamo tanti sia dal dolce al salato, ma soprattutto birre, prodotti di qualità, chi più ne ha più ne metta. Oggi continuiamo a raccontarvi in questa giornata dove tanta gente, tanto il flusso è in arrivo, sono appena le 12 passate da pochi minuti e continuiamo veramente in questa mattinata che è appena iniziata, ma oltretutto per i più coraggiosi, chi andrà ad assaggiare il peperoncino? No, perché ogni anno col peperoncino accadono sempre cose che voi umani non potete nemmeno immaginare. Continuiamo anche a parlare di cibo, ma soprattutto, signori, di birra. E che birra? Eccoci qua, come sta andando? Buongiorno, ciao. Ciao a tutti, buongiorno dalla Piazza dei Sapori, ciao. Allora, chi abbiamo oggi con noi? Siamo il vecchio birraio di Padova, ormai da tanti anni veniamo a trovarvi a Verona a farvi provare le nostre birre. E soprattutto di che birre parliamo, perché io quando si dice provare per credere ho provato, ma di che birre parliamo? Ne abbiamo portate 7 sulla nostra produzione, le 7 che noi preferiamo. La bionda classica, sempre il cavallo di battaglia, vanno molto di moda qua a Verona le Blanche e le IPA, un po' particolari, di spirito francese una, anglosassone l'IPA invece, e dall'altra parte invece abbiamo le altre classiche, la rossa, la nera, l'ambrata e la Weizen. Allora sicuramente una giornata di quelle belle, il sole oggi a Verona non manca, ieri sera direi grande partenza, ieri nel tardo pomeriggio. Cosa ci aspettiamo da questa edizione e soprattutto com'è l'affluenza di queste prime ore di questa giornata? Ma sorprendentemente siamo partiti col botto, di solito il primo giorno ci dà un po' permette di prendere velocità, invece ieri siamo partiti subito ai 100 all'ora e speriamo che continui così, dai. Allora noi ti ringraziamo, un ringrazio di cuore al vecchio birraio e grazie a voi e veniteci a trovare. non mancheremo, grazie, buona giornata, ciao ragazzi, ciao, continuiamo perché passiamo dal salato ai dolci, ma oggi abbiamo il piacere di essere in compagnia di Raffaele, come stai e soprattutto da dove arrivate e cosa ci portate oggi di buono a Verona alle piazze dei sapori? Allora, siamo arrivati da Modena, i titolari sono di Messina, abbiamo la pasticceria siciliana e ci spostiamo per tutta Italia. Quindi oggi cosa ci portate di buono? Oggi abbiamo gli arancini con ragù e piselli, e quelli con prosciutto e mozzarella, i panzerotti al forno con prosciutto, mozzarella oppure pomodoro e mozzarella, o i cannoli che sono buonissimi ragazzi, spaccano. Allora, a parte che qua spacca veramente di tutto perché ho visto dei prodotti pazzeschi, quindi se siete in zona Verona oggi alla Piazza dei Sapori, voi siete qua, noi siamo qua. Come sta andando questa giornata? C'è affluenza oggi? Sta arrivando? Sta arrivando un po' di gente e sta partendo bene la giornata. Allora Raffaele, grazie per essere stato con noi, verremo tra un po' ad assaggiare questo spettacolo e poi ci vediamo nell'arco di questa giornata. Ciao Raffaele. Siamo qua, ciao caro. Grazie, ciao Raffaele, un grazie a Raffaele perché qua c'è veramente uno spettacolo unico, non potete neanche immaginare quante bontà ci sono qui oggi alle Piazze dei Sapori. Tanti veramente prodotti tipici in questa giornata. Oggi, eccoli qua, ciao ragazzi, come state? Ciao, buongiorno a tutti. Oggi come va? Da dove arrivate e cosa ci portate? Il sole splende nel cielo, noi arriviamo dalla Valle Camonica, in quel di Verona, e vi portiamo tanto formaggio. Tanta roba direi. Dai, fateci qualche esempio. Vai, abbiamo la nostra cacciottina col tartufo, la flora alpina stagionata e affinata in erbe alpine e per tutti la toma di malga, alpeggio 2023. Benissimo. Beh, allora veramente tanti prodotti tipici in questa giornata, poi dalla Val Camonica con furore. Come sta andando e come è partita questa edizione e soprattutto com'è il flusso in questa giornata? Flusso positivo, meteo altrettanto e speriamo nei prossimi giorni. Allora intanto grazie per essere stati con noi, non ci resta che seguirvi e poi soprattutto assaggiare, provare per credere sempre. Grazie mille, grazie. Allora grazie, buone piazze, ciao ragazzi, ciao, noi continuiamo questa giornata meravigliosa, tanti gli interventi in piena diretta in tutto l'arco di questa giornata, ma soprattutto vi ringraziamo momentaneamente per essere stati con noi, continuate a seguirci sui nostri canali radioadige.tv ma anche le Piazze dei Sapori perché saremo qui oggi e domani, ci vedrete spesso e volentieri e soprattutto dove c'è qualità, buon cibo e soprattutto tanta gente ma tanti espositori di qualità, Radio Adige TV c'è e io pure. E allora grazie per essere stati con noi, ci vediamo alla prossima.